organizzata come l'anno scorso dal Coordinamento Donne, Pensionate e Politiche di Genere di FNP CISL, SPCGL e WILP del Veneto. Allora, se non ci fossero problemi tecnici non sarebbe una diretta streaming, giusto? Esatto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, diamo il benvenuto a chi ci sta seguendo. Io sono Antonella, sono l'addetta stampa della FNP CISL Veneto. Le mie colleghe sopra di me, Maliana Uccilli dello SPI e Silvia Quaranta della WILP. Vi diamo il benvenuto a Immuni da Cosa, la violenza di genere ai tempi del Covid-19. C'era un video che da quel che abbiamo capito si è visto ma non si è sentito, dove le 3 coordinatrici donne dei sindacati dei pensionati, Roberta Cabrelle dell'FNP, Rosana Bettella dello SPI e Lorenza Cervellina della WILP, vi davano il benvenuto, che in questo momento stiamo rifacendo noi, a questo evento e vi introducevano al significato di questa mattinata, di questa oretta e mezza al massimo che passeremo insieme. A me il compito di spiegarvi cosa, perché Immuni da Cosa, è un titolo che vuole essere ironico ma anche amaramente ironico, perché questa mattinata prende un po' le mosse da alcuni dati che abbiamo analizzato. Nei primi mesi di quest'anno, praticamente, caratterizzati però anche in 3 mesi dal lockdown, praticamente tutti i reati sono diminuiti tranne quelli che hanno le donne come vittima. I reati che hanno donne come vittime, che si riconducono alla violenza domestica e alla violenza familiare, sono rimasti in proporzione invariati o sono aumentati, ma soprattutto sono aumentati i femminicidi. Nei primi 6 mesi dell'anno sono state uccise 53 donne, più 8 rispetto ai primi 6 mesi del 2019. Nei primi 10 mesi dell'anno le vittime di femminicidio sono arrivate a essere 91. Stanotte a Cadoneghe, in provincia di Padova, c'è stato l'ennesimo omicidio di una donna. Un altro dato che ci ha colpito è un'indagine che ha fatto l'Istat sui contatti dal numero 1522, che è il numero violenza e anti-stalking. Solo nei mesi di lockdown, e qui il dato è nazionale, le richieste di aiuto, le telefonate o le richieste via chat di aiuto al 1522 sono aumentate del 120%. Si è passati da 6.956 contatti a 15.280, questo in tutta Italia. Nel nostro Veneto l'aumento è del 72%, i contatti sono stati 868. Quindi questi numeri ci hanno fatto riflettere, anche perché sappiamo benissimo che la violenza fisica, quando si manifesta fisicamente o verbalmente, però comunque quando è concreta, è solo la fine di un processo che ha delle radici profonde nella nostra cultura e nella nostra società. Passo la parola a Maila. Intanto mi spiace che non si sia sentito il video, casomai se riusciamo ad essere nei tempi possiamo riproiettarlo, perché insomma volevamo aprire con
il saluto delle nostre segretarie, però come diceva Antonella, a volte queste cose succedono e succedono sempre in diretta. E dunque sì, alla luce quindi di queste premesse, di queste considerazioni, soprattutto di questi dati che ha appena esposto Antonella, e anche alla luce dell'ultimo dato, che è quello di un femminicidio accaduto oggi a Cadone, che è stata uccisa una donna da un uomo di 40 anni ed era incinta del quarto figlio, quindi proprio qui nel nostro Veneto. Poi c'è stato un altro femminicidio al sud, quindi questa giornata assume ancora di più un significato particolare. Già nel 2020 parlare del 25 novembre è importante, soprattutto perché abbiamo visto, e lo ha detto anche Antonella, che a causa della pandemia e quindi delle restrizioni anticontagio che hanno adottato tutti i governi, molte donne che già erano vittime di violenza domestica hanno visto un aggravamento della situazione, del problema. E l'altra cosa che ci ha insomma allarmato e che deve allarmare è che c'è anche una crescente difficoltà sia nel chiedere aiuto che nello sporgere denuncia. L'incontro con questi nostri ospiti vuole essere quindi un momento di confronto, chiaramente di riflessione e di approfondimento su questo tema, che è quello della violenza di genere, che è anche un po' sconosciuto, più che altro nelle sue dinamiche più profonde e strutturali. E vorremmo, con l'aiuto dei nostri ospiti, ribadire il fatto che tutte le donne hanno il diritto di essere libere dalla violenza. Adesso lascio la parola a Silvia, che spiegherà un po' come si svolgerà la nostra giornata. Buongiorno a tutti. Colgo l'occasione per ringraziare le nostre coordinatrici, che voi purtroppo non avete sentito, ma oltre a darvi il benvenuto parlavano di un simbolico, diciamo, passaggio di testimone dalla loro generazione alla nostra nello sceglierci come organizzatrici di questo evento. È un passaggio di testimone che credo di poter parlare a nome di tutte, ci emoziona e ci onora, quindi grazie. E ora con piacere vi introduco molto brevemente i nostri ospiti di oggi e quindi un po', diciamo, il percorso ideale che vi proponiamo. Apriremo con quello che per molte donne è il primo faticosissimo passo di quello che poi sarà, si spera, il lungo cammino che le porterà a uscire da una relazione violenta, ovvero la richiesta di aiuto. E ne parleremo con Anna Cubattoli, presidente dell'associazione Belluno Donna, che ci parlerà di come funziona un centro antiviolenza. E poi passeremo la parola all'avvocato penalista Marino Infantolino, che invece analizzerà la questione da un punto di vista più giuridico, illustrandoci i passi avanti necessari per tutelare e supportare le donne vittime di violenza. E il terzo intervento è quello del nostro unico ospite uomo, il dottor Antonio Romeo, che è console professionista nella relazione di aiuto e cofondatore di Movimento Maschile. Ci parlerà del percorso che possono affrontare gli uomini per superare il problema della violenza, e fortunatamente in alcuni casi, ecco, con successo. E poi parleremo con Eleonora Pinzuti, che è docente, saggista e formatrice, e con lei faremo un salto nell'attualità più stringente, parlando degli stereotipi che si sono creati intorno alle donne durante la pandemia. E abbiamo scelto di chiudere non con un intervento, ma con un monologo teatrale molto intenso, molto bello, interpretato da Ottavia Piccolo, attrice. Vi ricordo che è possibile commentare dai social network e che se ci seguite su YouTube e su Facebook avete un piccolo scarto di una quindicina di secondi, quindi ci sentite un pochino in ritardo. E ho parlato anche troppo, quindi passo la parola ad Antonella. Dunque, adesso vicino a me comparirà magicamente Anna Cubattoli, che è appunto presidente dell'associazione Belluno Donna, e l'associazione gestisce un centro antiviolenza, ma anche gli sportelli sul territorio che, come Anna ci dirà, alla fine in un territorio non metropolitano come è la provincia di Belluno, che è per di più montana, fondamentali per essere dove le donne hanno bisogno, vero Anna? Certo, siamo alla periferia del regno, in effetti.
Buongiorno, grazie davvero per avermi invitato in questa giornata simbolicamente molto importante per permettermi di raccontare di noi, di chi siamo, di che cosa facciamo. Innanzitutto vorrei fare un brevissimo inciso. La violenza maschile contro le donne è un fenomeno trasversale che interessa oltre a tutti gli strati sociali, tutti i paesi del mondo, nessuno escluso. È un grave problema culturale e sociale che è basato sulla disparità di potere fra uomini e donne che per secoli e fino a tempi recentissimi è stato quasi invisibile perché è talmente insito nelle tradizioni, nelle leggi, nei valori dominanti da passare del tutto inosservato, quasi fosse un evento naturale. Per fortuna, dopo anni di duro lavoro, di strenue lotte, tutto questo è stato universalmente riconosciuto, ma è solo con la Convenzione di Istanbul del 2011, che si è ottenuto uno strumento giuridicamente vincolante. La violenza contro le donne e anche la sola minaccia di agirla sono diventate una violazione dei diritti umani e pertanto perseguibile penalmente. Questo tipo di violenza quindi non è dunque un fatto privato ma un grave problema culturale e sociale. Ed è per opporsi a tutto questo che nel 2003 è nata l'associazione Belluno Donna che l'anno dopo ha aperto il primo e unico centro finora antiviolenza della provincia di Belluno. Cos'è un centro antiviolenza? Un centro è un luogo dove il progetto politico di cercare di cambiare la cultura, di eliminare gli stereotipi e i pregiudizi che legittimano la violenza stessa, si coniuga con una pratica di supporto e di accoglienza verso le donne che la subiscono. In questo luogo le donne vittime di molestie, maltrattamenti, violenze, sia in famiglia che nel sociale, possono, con l'aiuto di operatrici appositamente formate, riconquistare autonomia, dignità, autostima, nel rispetto della loro cultura, della loro etnia e religione. Viene rispettato il diritto all'autodeterminazione, il diritto cioè che ogni donna ha di decidere autonomamente della propria vita e vengono garantite segretezza ed anonimato. Le operatrici offrono ascolto, sostegno e informazioni specifiche affinché ogni donna possa trovare la soluzione più adatta a sé e alla propria situazione. Dall'apertura al 31 dicembre 2019 il centro è stato contattato da 1073 donne. Il 75% donne italiane, il rimanente 25% appartenente a diverse nazionalità. Un dato significativo è che l'autore delle violenze è italiano nell'83% dei casi. Nel solo 2019 ci ha contattato una donna nuova, cioè una donna che non aveva mai avuto contatti col centro antiviolenza, ogni 2 giorni e mezzo. L'associazione gestisce anche 2 case rifugio cosiddette di tipo B, che sono case che danno ospitalità a donne che sempre a causa della violenza hanno prevalentemente problemi di carattere economico abitativo. Abbiamo una casa Belluno Donna operativa dal 2009 che ha ospitato fino al 2019 19 donne e 14 minori, e la casa Silvia che è stata aperta quest'anno che ospita attualmente 3 donne. Tra i molti tipi di violenze, quella economica è quasi una costante e molte sono le donne che non hanno mai avuto un lavoro o che sono state costrette a lasciarlo. E siccome sappiamo che il raggiungimento di una certa autonomia
economica facilita anche il percorso di uscita dalla violenza, abbiamo istituito nel 2015 uno sportello di orientamento al lavoro per aiutare queste donne ad entrare o rientrare nel mondo lavorativo. A dicembre 2019 sono state 28 le donne che hanno usufruito di questo sportello e per 13 di loro sono stati avviati tirocini di inserimento lavorativo. Se qualcuno di voi conosce la provincia di Belluno sa che è un territorio di montagna bellissimo, ma svantaggiato sotto moltissimi aspetti. Qui le difficoltà di spostamento sono un ostacolo per tutti, ma tanto più per donne che, come dicevo, non hanno un lavoro, non hanno mezzi, non hanno sostentamento, sono controllate anche nelle piccole spese e nei movimenti. E quindi abbiamo ritenuto fosse fondamentale avvicinarci noi a loro e negli anni abbiamo aperto alcuni sportelli in località che abbiamo ritenuto strategiche per facilitare il più possibile l'accesso al centro antiviolenza. Siamo quindi presenti a Feltre, Belluno, Sedico e Ponte nelle Alpi. I dati ci hanno dato ragione, un esempio su tutto, i dati dello sportello di Feltre che è stato aperto nel 2016. Dal 2004 al 2015 le donne del territorio feltrino che si erano rivolte a noi sono state 91. Dal 2016 al 2019 erano già 105. Quindi avvicinarsi davvero è fondamentale. Molte sono le attività del centro antiviolenza che non ho tempo di raccontarvi, naturalmente prevenzione nelle scuole, accoglienza di donne migranti vittime di violenza, formazione, informazione, attività di rete, insomma tantissime. Noi facciamo parte anche dell'associazione, siamo socie fondatrici Associazione Nazionale Dire e anche del coordinamento veneto dei centri. Il ciclone Covid ha travolto tutti, anche i centri antiviolenza, che però nonostante l'emergenza sanitaria e il confinamento sono rimasti aperti, noi siamo rimasti aperte negli orari consueti ed abbiamo continuato il loro lavoro anche se quasi unicamente con i soli colloqui telefonici. Ovviamente le difficoltà oggettive sono state e continuano ad essere moltissime per il distanziamento, per l'isolamento imposto. Sono saltati progetti, sono saltati tirocini, insomma sono saltate tantissime attività e noi in questo momento cerchiamo di sopperire con aiuto economici, pagando affitti, pagando bollette, fornendo buoni spesa vari che speriamo possano far diminuire un poco il senso di precarietà così diffuso e far sentire meno disperatamente sole queste donne. Non abbiamo avuto la possibilità di elaborare dati significativi comparabili con lo stesso periodo degli anni precedenti. I dati e anche le loro spiegazioni sono in fase di studio, sono solo in grado di riportare i dati dell'Associazione Nazionale Dire, anche questi comunque in fase di studio. Nel primo mese di lockdown le donne che hanno contattato gli 80 centri antiviolenza della rete sono state 2.867 contro le 1.643 dell'ultimo rilevamento statistico del 2018 per lo stesso periodo. Quindi sono ben 1.224 donne in più, pari al 74,5%. I dati devono farci capire, lo studio dei dati deve farci capire se si tratta di un reale aumento della violenza o o solo, tra virgolette, di una maggiore emersione della stessa. In ogni caso, tutto ciò fa comprendere come il Covid abbia fermato un po' tutto, ma non di certo la violenza.
Ecco Anna, ti ringraziamo della tua presentazione. Vedo che per te non sono arrivati al momento dei commenti, anzi lo dico per il pubblico, per facilitarci la gestione della mattinata. Noi al termine di ogni intervento portiamo al relatore, alla relatrice le domande che voi farete commentando sui Facebook e su YouTube dove siamo, per poi passare all'intervento successivo. Di tutte le cose che diceva Anna, ci sono tre punti secondo me che si possono riassumere. Innanzitutto, avvicinarsi è fondamentale alle donne che hanno bisogno. Parliamo di violenza economica in un certo senso, che per certi versi fa parte di quella, come dire, di quella situazione sociale e culturale che favorisce poi arrivare alla violenza fisica, e il ciclone Covid che ha travolto tutto. Ora, cosa succede nel sistema giustizia e cosa succede in generale nella rete di sostegno e di supporto alle donne vittime di violenza, che comprende anche l'assistenza legale, ce lo racconterà la penalista Marina Infantolino, che sappiamo che sul discorso economia ha anche come del sassolino da togliersi dalla scarpa, possiamo dire, Marina. Che vedo bloccata, quindi forse c'è un problema di video con lei. Chiedo lumi a Maila che fa la regia di tutto La vedo bloccata la diretta. io, probabilmente ha un problema di connessione. Probabilmente sì. Allora, mentre cerchiamo di recuperare Marina, io ve la presento. Marina è avvocata e penalista ed è anche componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Si occupa in maniera, diciamo, con frequenza, perché purtroppo i casi sono frequenti, di donne vittime di violenza, e dalle chiacchierate che abbiamo fatto per preparare questa mattinata ci aveva dato anche dei bellissimi spunti che riguardano non solo in realtà il suo lavoro di avvocato, ma tutto appunto la rete di sostegno che si attiva quando una donna finalmente riesce a chiedere aiuto e comincia a intraprendere il percorso di uscita dalla violenza. Vedo tornata Marina, la vedo sempre un po' bloccata, ci senti Marina? Sì, scusate. Benissimo. Io vi sento proprio nel momento topico di scollegare il computer. Come dicevamo all'inizio, se non ci fossero problemi tecnici non sarebbe una diretta streaming. Comunque ti ho presentato ben 2 volte, adesso ti lascio la parola definitivamente. Allora, dicevo di interrompermi per piacere se parlo troppo, perché noi penalisti abbiamo questa caratteristica, tendiamo a, come dire, parliamo anche quando non ci ascolta più nessuno, questo è un po' un classico. Allora, io voglio solo, in questa platea di relatori così più esperti di me in materia di violenza di genere, io vi parlo proprio della mia esperienza più pratica, quella proprio delle aule di giustizia. Io faccio solo diritto penale e mi trovo abbastanza di frequente a difendere donne vittime di violenza. E allora l'esperienza più pratica e più brutale mi viene da un noto investigatore padovano, era capo della squadra mobile, che in passato, che una volta ha detto questo: quando c'è l'omicidio di una donna bisogna interrogare 3 persone. Mentre dice quando c'è l'omicidio di un uomo ci possono essere tante cause di criminalità, cause spesso legate al traffico di droga, traffici illeciti. Quando muore una donna bisogna interrogare 3 persone: chi ha avuto una relazione con questa donna, chi ce l'ha in quel momento, chi voleva avercela e non ce l'ha avuta. Lui l'ha detto usando delle espressioni più colorite, però avete capito il senso, no? Chi ci stava, chi non ci stava, chi ci stava in passato, chi ci stava in quel momento, chi voleva starci e non c'è riuscito. E questa cosa ci deve far riflettere, perché la donna muore per questo tipo di violenze, cioè di chi voleva una relazione e non poteva averla, chi non riusciva quindi ad avere una relazione su un piano tendenzialmente sessuale. E allora mi ricollego a quello che diceva Antonella prima: certamente il fenomeno non è emergenziale, cioè non è un'emergenza dell'ultima ora che va regolata con l'ultima legge, ma è un fenomeno che ha le sue radici
ancestrali nei rapporti uomini-donna, e a me fa sempre, come dire, riflettere il fatto che in Italia la violenza sessuale come reato contro la persona è stata introdotta nel 1996, perché prima era un reato contro la morale, mentre diventa un reato contro la persona così tardi, nel 96. Io avevo 20 anni, insomma, mi fa veramente pensare questo. Il matrimonio riparatore come causa di estinzione del reato di stupro, quello che c'era prima, cioè della violenza carnale, è stato abrogato nel 1981. Ecco, a me questo fa pensare, perché adesso forse non accetto il mio invecchiamento, però l'idea che io avevo 7-8 anni e che ancora si poteva pensare di risolvere uno stupro coniugandosi con la vittima dello stupro mi sconcerta. E quindi diciamo che il nostro paese è un paese che arriva tardi alla consapevolezza, perché il problema che io voglio sollevare è che il problema è culturale ed è ancora molto presente, nonostante la normativa sia, direi, molto sviluppata. L'ultima riforma sul codice rosso, quella del codice rosso, cioè quella dell'agosto dell'anno scorso, del 2019, prevede un sacco di aggravamenti sanzionatori, aggravanti, prevede molte cose che funzioneranno molto bene, che funzionano già molto bene, obblighi di comunicazione alla persona offesa, ma io non credo che adesso il problema sia normativo. Se appunto mi domandate quali sono i passi avanti necessari per tutelare le donne, il problema è ancora molto culturale, perché pur a fronte di una normativa secondo me evoluta da questo punto di vista, non riesco a immaginare ulteriori reati da prevedere, non riesco a segnalare delle lacune normative, la mancanza di reati, no? C'è stato introdotto anche il revenge porn, non riesco a pensare a pene più alte, però quello che manca ancora è la cultura, perché cosa succede ancora oggi, e questo io ve lo dico veramente come esperienza mia quotidiana, che ancora la donna che si rivolge all'ufficio di polizia, soprattutto negli uffici di provincia, non sempre trova una accoglienza adeguata. Ancora capita che vengano rimbalzate, ancora capita che venga minimizzato. Questo succede ancora spesso, e quindi il problema è culturale. Io saluto con entusiasmo la norma del codice rosso che prevede dei corsi per operatori di polizia, carabinieri, perché vengano sensibilizzati, perché capita effettivamente ancora, io ricevo delle donne che mi dicono questo, perché poi bisogna anche partire da un concetto, il livello di comprensione del fenomeno, perché allora comprendere che una donna non debba essere violentata per strada, cioè incantonata in un angolo di notte e violentata mentre lei, come dire, si divincola e quindi oppone resistenza fisica, questo direi che è un concetto che, viva Dio, è passato. Quello che ancora non è passato del tutto è capire che le situazioni di violenza sulle donne sono spesso situazioni più complesse, sono situazioni di rapporti vischiosi. La donna vittima di violenza la subisce spesso dal compagno, dal marito, dall'ex marito, e a volte non è sempre che lei reagisca fisicamente, si divincoli, urli, gridi e la senta tutto il vicinato. Molto più spesso la minaccia sta nella situazione di soggezione psicologica, sta nella minaccia dell'amante, lo dico a tuo marito, sta nella minaccia ti tolgo i bambini, sta in situazioni di questo tipo, e allora bisogna capire che non c'è violenza soltanto se la donna strepita e urla no, ed è il caso della donna che di notte viene violentata per strada, che per carità è un caso che mi è successo, succede, però insomma è un'ipotesi un po' didascalica del problema. Le donne vittime di violenza hanno spesso relazioni vischiose, anzi querelano, poi tornano indietro, poi vengono a dire che magari hanno sbagliato a querelare e vogliono ritirare la querela. Questa è la situazione della quotidianità. E allora voi capite che ci vuole una comprensione da parte degli operatori, che possono essere operatori di polizia, ma mi viene da dire anche
magistrati a volte, che va un po' oltre l'ipotesi di scuola della donna che urla e strepita. Mi viene in mente un caso in cui la donna veniva appunto minacciata di diffusione di un video, era prima dell'entrata in vigore del revenge porn, per cui non si può applicare quel reato, però di dirlo al marito e alla figlia, era una relazione extraconiugale, tanto per dirne una. E allora bisogna che passi un concetto un po' più evoluto rispetto a quello che direi acquisito, cioè che il rapporto non è consenziente, cioè, anzi il rapporto è consenziente quando la donna esprime un consenso che può essere espresso o tacito, non quando non urla abbastanza forte. Nel senso, il fatto che la donna non si ribelli a sufficienza a quel rapporto non implica il consenso di quella donna, e questo è un fenomeno, un problema che ancora riscontriamo a livello culturale e anche direi nelle aule di giustizia, perché il processo alle donne vittime di violenza è ancora tanto un processo in cui la processata è la vittima, in cui vengono continuamente poste delle domande. Io imputati, perché io difendo imputati, insomma non tanto di questo tipo di violenza, ma faccio il difensore, per cui ho il massimo rispetto per l'attività difensiva. Però devo dire che rispetto ad altre aree processuali, portare avanti una donna che denuncia un reato di questo diventa una via crucis, vuol dire caricarsela sulle spalle, portarla avanti udienza per udienza con una fatica infinita, perché comunque il concetto, scusate la brutalità, ma in fondo c'è stata, è un concetto che va ancora moltissimo, ed è su questo che noi dobbiamo lavorare culturalmente, perché siamo ancora lontani. Come bisogna sostenere queste donne che affrontano i processi? Io segnalo una certa difficoltà ad accedere a percorsi di psicoterapia lunghi che a volte la donna deve affrontare a pagamento, non avendone la possibilità, perché una donna che è vittima di quelle violenze ha di violenze di questo tipo, maltrattamenti eccetera, ha spessissimo delle patologie collegate, cioè è invischiata nel rapporto, fa fatica ad uscirne. Io per un periodo ho collaborato con uno psicologo in studio proprio perché quando venivano a denunciare reati di questo tipo volevo che loro intraprendessero un percorso psicoterapeutico, perché mi ero stancata di sporgere delle querele che poi la donna veniva col desiderio di ritirare, cioè spesso il rapporto, come dicevo, è vischioso, e quindi entrano, escono, poi vogliono ritirare la denuncia, tornano insieme e cose di questo tipo. Quindi, per concludere questo intervento un po' disordinato, io credo che il passaggio culturale serve un passaggio culturale in questo senso. La violenza non deve più essere concepita solo in modo, come dire, appunto didascalico, in un'ipotesi di scuola di violenza fisica, ma bisogna che ci sia una comprensione di fenomeni in cui invece la soggezione della donna è più subdola. Però c'è perché queste donne subiscono effettivamente violenza, cioè avere un rapporto sessuale con una donna che viene prima minacciata del fatto con messaggi del tipo io ti rovino, cose di questo tipo, quello non è un rapporto consenziente, anche se la donna non ha urlato e fatto strepiti, faville. Quindi il lavoro culturale secondo me coinvolge proprio, come diceva Antonella, un miglioramento dei rapporti tra uomini e donne, che comprende anche l'aspetto del gender gap. Ecco, qui faccio un po' un salto, un volo pindarico, ma per dire che il tema ha a che fare con il rispetto della donna, e il rispetto della donna, io ho un po' questa convinzione che le donne, quando prenderanno un po' più di quattrini, prenderanno anche un po' meno di mazzate, scusate la brutalità, perché il rispetto passa anche attraverso il rispetto sul luogo di lavoro. E per parlarvi di quello che succede in casa mia, non in casa mia personalmente, ma nella casa degli avvocati, abbiamo preparato questo grafico che dimostra il gender gap nella categoria degli avvocati per fasce d'età. Allora, sostanzialmente voi vedete che partendo con dei redditi, vedete a sinistra ci sono i redditi, partendo per un'età inferiore a 30 anni più o meno i guadagni sono simili, dopodiché si assiste man mano che aumenta l'età a un allontanamento tra i redditi maschili e i redditi femminili,
che non caratterizza solo la fase, diciamo, fertile della donna, quindi quella in cui la donna ha bambini piccoli, perché qualcuno obietta che essendo noi tutti liberi professionisti, la donna che lavora meno guadagna meno, se sta a casa guadagna meno, ma che continua questo gender gap ad affliggere le donne anche quando, diciamo, i bambini non sono più così piccoli, quindi nella fascia d'età 50-54 anni, 55-59 anni, 60-64, quindi la donna continua a guadagnare meno del collega uomo. Questo avviene, questo è un grafico realizzato con i redditi dichiarati alla Cassa Forense, che è il nostro ente previdenziale, quindi che si basano sulle dichiarazioni dei redditi degli avvocati. Si può pensare che c'è un fenomeno diffuso di evasione fiscale, ma questo non è una cosa che distingue uomini da donne, quindi semmai è come dire, distribuito uniformemente. Rimane il fatto che praticamente in tutte le fasce d'età le donne avvocato guadagnano circa la metà degli uomini avvocato. Questo perché pagare una donna professionista viene vissuto in modo molto diverso rispetto al fatto di pagare un uomo professionista. L'uomo viene sempre pagato, cioè l'uomo che fa qualcosa è ovvio che debba essere pagato e anche in modo adeguato. La donna è sempre un po' in questa posizione di assistenza, no? Fa sempre, dipende anche un po' dal tipo di settore in cui noi lavoriamo. Le donne lavorano sempre nei settori quelli meno remunerativi, meno commerciali, meno col business, molto più con appunto situazioni di disagio, quindi le donne. E poi devo dire, questo si riscontra effettivamente nei clienti. La donna è un po' tutto dovuto, no? Quello che fa una donna, e quindi assistiamo a questo evidentissimo gender gap. E finisco con questo per dire che il problema culturale si risolve, secondo me, anche affrontando il problema retributivo, e credo di aver sforato il tempo che avevo a disposizione. No, sei perfetta Marina, sei perfetta. Tra l'altro poi tu chiudi con un argomento che, rappresentando noi dei sindacati, è assolutamente attuale, nel senso che i contratti ci sono, mi viene in mente Orwell, i contratti ci sono, però per le donne valgono un po' meno che per gli altri. Ecco, soprattutto quando si parla di dipendenti. Se si parla di liberi professionisti, credo che non solo le avvocate hanno lo stesso problema a farsi pagare in maniera adeguata, ma anche le giornaliste, per esempio, della mia categoria, e anche tante altre. E mi ha colpito molto quello che una cosa che tu hai detto, cioè che a livello di normativa praticamente questo paese quasi di più non può offrire, è proprio la cultura che deve mettersi al passo, e da questo punto di vista io posso passare ora la parola a Silvia, che introdurrà il nostro prossimo ospite, che di cultura in un certo senso si occupa. Eccoci, mi hai tolto le parole di bocca, Antonella, nel senso che stavo proprio per citare il passaggio sul problema culturale. Adesso parliamo con il dottor Antonio Romeo, che è console professionista nelle relazioni di aiuto con specializzazione nella violenza in famiglia e di genere. È cofondatore e membro dello staff tecnico di Cambiamento Maschile, che è uno spazio d'ascolto per uomini che agiscono con violenza nelle relazioni. Antonio, grazie per essere qui. Ci introdurrà proprio al problema culturale che porta appunto gli uomini ad agire con violenza. Lascio 2 spunti per il suo intervento. Il primo è come arrivano gli uomini al centro, e il secondo è a quali risultati porta il percorso che proponete, che per l'appunto spesso si conclude con un esito positivo, e quindi ci lascia anche un messaggio di speranza, diciamo. Lascio la parola ad Antonio Romeo. Rispondo tra poco a queste domande. Non mi dimenticherò mai di quella sera. Ammetto che ero arrabbiato da prima. Il mio capo mi aveva ripreso e niente andava per il verso giusto. Sulla strada di casa sentivo la rabbia che saliva. Avevo il battito accelerato e sentivo la vena in testa che pulsava. Quando ho aperto la porta di casa già sapevo cosa aspettarmi. La casa era in condizioni pietose e c'erano i giochi dei bambini sparsi ovunque. I bambini urlavano rincorrendosi da una stanza all'altra. Luisa è entrata nella stanza e io l'ho guardata male, con sguardo disapprovante. Lei ha alzato gli occhi al cielo ed è andata in cucina. Ho gettato il cappotto sulla sedia e i bambini sono corsi in camera. Mi immagino che abbiano presagito che arrivava la burrasca. Io ho seguito Luisa in cucina e le ho detto: perché la casa è in questo stato?
Luisa ha risposto che era stata occupata tutto il giorno e non aveva avuto tempo. Io ho cominciato ad urlare e lei continuava a rispondere e discutere, per cui l'ho insultata chiamandola stupida troia e mare di merda. Ha cominciato a piangere e io sono uscito. Quando sono rientrato dopo 30 minuti stava ancora lì. Le ho detto di smettere di fare la lagna e che non era successo niente. Lei ha cercato di allontanarsi e io mi sono messo davanti. Mi ha detto che se non mi spostavo avrebbe preso i bambini e se ne sarebbe andata. Sono rimasto a bloccare la porta e le ho detto: dovrei passare sopra di me, ti giuro che ti massacro di botte se ci provi. Ha provato ad allontanarsi, ma io l'ho presa per il braccio. Ha tentato di divincolarsi, ma è abbastanza debole. Mi sono stancato di tenerla e sentirla urlare, quindi l'ho spinta per terra. Lei si è alzata e mi ha tirato una scarpa. Questo mi ha fatto veramente infuriare. Non aveva il diritto di picchiarmi. Le sono andato addosso e ho cercato di bloccarla. Quando ha provato a graffiarmi, le ho tirato un pugno nello stomaco. È caduta per terra. Credo di averle tolto il fiato, ma quando si è ripresa ha pianto per circa 10 minuti e poi ha detto che avrebbe messo a posto e preparato la cena. Ecco, Giulio, quest'uomo che è venuto a uno dei nostri centri, cosa ha detto? La prima cosa, ho perso il controllo, mi ha fatto saltare i nervi, passo da 0 a 100. Ora, il canovaccio di questi uomini, abbiamo di tutto, dai 20 agli 80 anni, ingegneri, professori, imprenditori di successo, medici, poliziotti, insomma, di tutto, operai, funzionari, dirigenti. Il canovaccio è uguale per tutti. Io non sono violento, è lei che mi provoca. Cosa facciamo al cambiamento maschile? In un percorso che dura 2 anni, gli aiutiamo ad aiutarsi a fare 2 cose fondamentalmente: a togliersi da testa tutti gli stereotipi maschilisti di cui abbiamo parlato prima, quel bagaglio patriarcale maschilista che ci portiamo dietro da secoli, da migliaia di anni. Pensate che il buon Aristotele, il signor Aristotele, il più grande filosofo dell'umanità, quello il cui nome sarà famoso anche fra 40 anni quando noi saremo poveri, cosa diceva? La donna è un uomo inferiore. Il buon Pitagora, filosofo greco antico, matematico, taumaturgo, astronomo, scienziato, politico, fondatore a Crotone di una delle più importanti scuole di pensiero dell'umanità, la scuola pitagorica, diceva, questo brav'uomo, c'è un principio buono che ha creato l'ordine, la luce e l'uomo, e un principio cattivo che ha creato il caos, le tenebre e la donna. Da quel punto a oggi non è cambiato molto. Un uomo che ha scritto La voce della violenza, il dottor Fidone, lo trovate nei negozi, nelle librerie, neuropsichiatra infantile, psichiatra, ex primario ospedaliero, ha scritto che l'emancipazione femminile praticamente vado veloce perché bisogna leggere tutte, insomma, praticamente a causa, ecco, l'emancipazione femminile ha creato un profondo squilibrio nei rapporti fra i generi, destabilizzando l'armonia della nostra società civile. Dopodiché, vado avanti perché voglio dire altro, dice che l'equilibrio che per millenni era stato costruito con questa gerarchia maschio-femmina è stato completamente stravolto dal desiderio di svolgere da parte delle donne le medesime funzioni lavorative dell'uomo e da competere freneticamente per sostituirsi a lui nelle sue antiche mansioni che per molti millenni sono state di esclusiva competenza maschile. Quando ho presentato questo suo libro alla biblioteca di Montebelluna, io gli ho detto: guarda, sì, però io sono assessore a Montebelluna, però accanto a te mi siedo anch'io, in modo che quando tu hai finito parlo io, perché dire che l'emancipazione femminile è la causa. Poi, scherzando, gli ho detto: secondo te tra quanto tempo ci vorrà per accettare noi maschi questa emancipazione femminile? Millenni? Pensavo di fare una battuta. E lui ha fatto, sai. Allora, questi uomini, chi li manda? In genere la moglie, oppure i carabinieri, il consultorio, i servizi sociali, adesso anche la magistratura. Li aiutiamo su 2 piani. Primo, togliersi questa cultura maschilista. Secondo, a governare la rabbia. La rabbia è una emozione sana, normale, come la paura, la gioia, la tristezza. Il problema è quando diventa violenza. Se diciamo così, che se la rabbia si può paragonare a un temporale, adesso noi siamo a casa, dal finestra vediamo un temporale, cadono gli alberi, la macchina è piena di grandine, però noi dentro qui non ci fa niente. Se arriva uno tsunami, è finita. Ecco, allora diciamo che la rabbia è un temporale fortissimo. La violenza è uno tsunami, non c'è più niente da fare. Noi gli aiutiamo a percepire prima il dato della rabbia, perché se supera il livello di guardia diventa violenza e poi perdono il controllo. Cosa fa un uomo quando fa un femminicidio? Chiama i carabinieri, venite a prendermi, ho ucciso mia moglie.
tranquillo, sereno, magari l'ha massacrata di botte. Il problema è che non è stato capace di governare la radio. E questo Giulio, cosa gli abbiamo detto sostanzialmente? Giulio, hai perso il controllo, cosa avresti potuto fare? Non lo so. Beh, dico, guarda, intanto rivediamo. Hai detto che era arrabbiato già da prima, primo segnale. Sulla strada di casa sentivo la rabbia che saliva, secondo segnale. Avevo il battito accelerato, sentivo la vena in testa che bruciava, terzo segnale. Quando ho aperto la porta di casa sapevo già cosa aspettare, quarto segnale. Vi aiutiamo a percepire questi segnali in modo che possano poi iniziare un percorso per ovviare alla violenza, di fare qualcos'altro. Cosa avresti potuto fare, Giulio? Non lo so. Allora, se tu uscendo dall'azienda, invece di andare sparato a casa, l'avessi chiamata, Luisa, sono pieno di rabbia, cenate pure, vengo dopo, se no mi sfogo su di te come ho fatto altre volte. Poi dico, come ti rilassi? Musica e camminare. Bene, la tua è una grande azienda, ti mettevi in macchina mezz'oretta, so che ti piace Vasco Rossi, te l'ascoltavi e poi facevi una bella camminata. Prova a pensarci, se stamattina succede la stessa cosa, ma tu invece di andare a casa ti fai una mezz'oretta di Vasco Rossi e mezz'oretta di camminata. Sei più sereno? Oh sì, molto. Pensi che gli daresti un pugno in pancia? No, 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 no. Bene. Gli aiutiamo a governare la rabbia e a scoprire come fare per verificarla prima. Poi diciamo, noi abbiamo due pilastri. La violenza non ha nessuna giustificazione. Se io torno a casa questa sera e trovo mia moglie a letto con un altro, posso dirle quella alla porta, posso andarmene io, possiamo andare in psicoterapia di coppia, possiamo parlarne con i figli, possiamo prenderci un periodo di riflessione, possiamo divorziare. L'unica cosa che non posso fare è usare violenza. L'altro pilastro è io sono responsabile delle mie azioni, evidentemente. E cosa dico? Sì, se un uomo mi dice, ma noi potremmo fare un femminicidio, ma dico, guarda, non lo so, vi auguro di no, spero di no. Una cosa però vi posso dire in scienza e coscienza, quelli che hanno fatto i femminicidi, prima hanno realizzato tutti i comportamenti che voi ci dite qui tutte le sere. Come fa? Sì, non so se farete un femminicidio, vi auguro di no, però quello che voi mi dite che fate, i vostri comportamenti che mi ha portato al cambiamento maschile, hanno preceduto il femminicidio. Osti fa, e allora Giorgio è rimasto un po' sconvolto. Però nel gruppo ci mettiamo tutti in cerchio e 4 su 10 hanno detto io potrei farlo un femminicidio, io potrei farlo, io potrei farlo. Dice cosa possiamo fare? Primo siete qui, ed è già molto importante. Secondo me tutti i maschi dovrebbero venire al cambiamento maschile, chi più chi meno, tutti quanti, me compreso un po', pizzico di violenza ce l'abbiamo. Secondo, dovete credere in questo cambiamento, perché ogni tanto qualcuno viene e mi fa Tony, te mega cambia la testa. No, dico guarda, io non cambio la testa di nessuno. Qui il problema è che ognuno può solo cambiare se stesso, nessuno può cambiare nessuno. Quante possibilità ha una donna di cambiare un marito violento? Scusate, un marito che usa violenza? Zero. Solo lui può cambiare. Quindi dico, la prima cosa importante è che siete qui. La seconda è che ci crediate nella possibilità di cambiare e soprattutto che vogliate cambiare. Perché la violenza non deve far parte del nostro bagaglio. Ce la siamo portata dietro, magari abbiamo un cono d'ombra, per carità, nella nostra natura, ma non è sufficiente per giustificarsi. Perché noi abbiamo il libero arbitrio e possiamo decidere se fare o non fare certe cose. Quindi buona parte di questo, un 70% che porta a termine il percorso di 2 anni e ci crede, si impegna, cambia. Arriva dicendo tutto colpo di quella, puntini di mia moglie che mi provocava, poi dice no, anche se mi provocava, perché sai come si fermi, a un certo punto perdo il controllo, anche se mi provocava, capisco che non dovevo fare violenza, che non ho nessuna attenuante. E in un percorso riescono, hanno delle ricadute, ne parliamo in gruppo, però poi bene o male riescono a venire fuori. Trovo che questa sia la cosa più strategica che si possa fare per la lotta alla violenza sulle donne. La ringrazio. Ricordo a chi ci ascolta che può porre delle domande attraverso i social. In questo momento non ce ne sono, però sono arrivati tanti commenti di supporto. Ringraziamo tutti che ci salutano e ci seguono con interesse. A questo punto passerei la parola a Maila. Grazie, eccoci qua. Attenzione, adesso mettiamo Eleonora. Ciao Eleonora. Il microfono, attenzione al microfono Eleonora. Confidavo che lo accendessi. Buongiorno a tutti. Vabbè, questa mattina va un po' così. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito, è una gioia per me essere qui con voi stamattina. Grazie a te.
L'ha già ricordato Silvia, se volete appunto fare qualche domanda mentre i nostri relatori, le nostre relatrici parlano, potete farlo dai social, quindi da Facebook e da YouTube. Ricordiamo che c'è il canale YouTube per chi non ha un profilo Facebook, il canale YouTube è quello dell'FNP CISL Veneto, ci siamo divisi le piattaforme per essere presenti dappertutto. Allora, Eleonora, tanti stimoli e abbiamo appena sentito la voce di un uomo che raccontava, diciamo, appunto la parte maschile. Vorrei introdurti, noi dello SPI CGIL ti conosciamo bene, però è giusto insomma dire chi sei. Eleonora è una docente, saggista, scrittrice, formatrice professionista, conferenziera, e con Eleonora noi abbiamo fatto tanti progetti, si occupa di linguaggio di genere anche, e quindi vorremmo indagare con lei un altro aspetto di questa tematica che oggi trattiamo, che è la violenza di genere, e vorremmo soffermarci quindi sulla parte del linguaggio, perché c'è anche appunto questa violenza, soprattutto nel periodo in cui viviamo, che si sviluppa nei social, sui giornali. Abbiamo visto anche come si sono mosse le giornaliste chiedendo di utilizzare un modo di raccontare questi fatti di cronaca che fosse corretto, che non andasse a rendere le vittime ancora un'altra volta vittime di violenza, se l'uomo poi viene raccontato come assalito dalla rabbia e quindi quasi sembrerebbe giustificato. Il titolo che abbiamo voluto dare al tuo intervento, scusate mi sta ancora apparendo quello di Antonio Romeo, è Narrazioni femminili durante la pandemia. Quindi la domanda che ti pongo è questa, Eleonora. Tu credi che sia stata stereotipizzata ancora una volta la donna nel linguaggio appunto utilizzato dalla stampa, dai social, in generale dal mondo del web? Pensiamo alle infermiere viste come eroine, alle mamme tuttofare, quindi si sono utilizzate queste modalità, ma c'è stato davvero un reale ascolto della narrazione femminile? Lascio a te questo stimolo. Ma sai, da secoli il soggetto donna è narrato all'interno appunto dei racconti maschili. In sostanza le donne hanno preso la parola, la voce, hanno scritto, si sono raccontate, hanno espresso la loro visione sul mondo a partire sostanzialmente da un paio di secoli e in modo più massiccio dal secolo scorso. Ho ascoltato con estrema attenzione tutti gli interventi preziosi e anche l'ultimo di Antonio Romeo, che diceva che nessuno può cambiare nessuno. Io credo che invece tante e tanti possono cambiare molti e moltissimi. E quello che facciamo oggi è proprio per questo. Perché? Perché di fatto noi viviamo ancora in una rappresentazione del femminile profondamente tossica, i cui assunti e le cui strategie non sono spesso rilevate neanche dalle donne stesse. A partire, come dicevi tu, dal linguaggio di genere, la necessità di declinare le professioni al femminile perché le donne esistono in quelle funzioni e in quelle azioni. Non è un fatto meramente grammaticale o un vezzo, diciamo così, femminile o peggio ancora, visto come spesso è tacciato il nome femminista. È proprio invece l'asserzione della realtà del femminile nel mondo e nelle professioni. Quindi, primo elemento di narrazione è questo: nominare il femminile all'interno della realtà, renderlo esistente all'interno della realtà grazie anche al linguaggio. Poi, di contro, c'è l'importanza che la donna stessa capisca e colga la strumentazione che di lei viene fatta all'interno delle narrazioni. È abbastanza facile rilevare la tossicità e la malevolenza di come un recente stupratore è stato, diciamo così, raccontato da un giornale importante. Un vulcano è stato spento. No, uno stupratore è stato consegnato alla giustizia. Questo è abbastanza rilevabile e su questi elementi si sono anche attivate giornaliste, professioniste, insomma siamo
molto presenti sul dire e l'insegnare laddove possiamo come debba essere narrata la violenza di genere. Più difficilmente dobbiamo eradicare l'introiezione stessa, come tu sottolineavi, invece di modalità, come dire, più sfumate. Le donne angeli della cura durante appunto la pandemia, e come anche le donne esse stesse hanno introiettato questi stereotipi che percepiscono sostanzialmente come benevoli. Donne e uomini debbono far la loro parte sia durante un'emergenza di questo tipo che durante la DAD, che durante il corso della vita familiare e domestica, e la narrazione, diciamo così, autoscritta, cioè quando le donne raccontano se stesse e anche invece rappresentate, deve tenere assolutamente conto di questo aspetto. Vedi, io credo sia davvero importante analizzare non solo il linguaggio, ma le modalità rappresentative. Come la donna viene rappresentata all'interno di tutte le istanze. Immaginiamo dai manifesti alle pubblicità, dai libri di testo ai giornali, da come viene raccontato il femminicidio. Farei una parentesi, visto che se ne parla con una certa serenità di questo termine, non certo degli atti. 10 anni fa si faceva un'enorme fatica. Io ricordo che andavo nelle aule a spiegare perché si dovesse usare il termine femminicidio, che finalmente diviene un termine chiave per narrare una specifica violenza. C'è un dato: in 10 mesi 91 femminicidi accertati, quindi immaginate quante siano 91 donne accertate. Evidentemente la violenza di genere, la violenza sulle donne è un fattore che ancora è incistato all'interno della società. Mi è interessato molto perché è una prospettiva chiaramente meno nota a noi donne, sentire la violenza degli uomini, no? E lei mi ha provocato, ma non mi dovevo arrabbiare. È proprio nel termine provocare che sta la violenza di genere. È come se per esistere, per dire, per essere, noi provocassimo. Provochiamo seduttivamente il maschio, provochiamo la rabbia del maschio, provochiamo le reazioni dei femminicidi. E questo significa che noi non dobbiamo esistere o dobbiamo esistere in una forma minoritaria? Che il soggetto donna deve stare attento a non provocare, poi all'uomo spetterà non arrabbiarsi ed essere educato a non arrabbiarsi. No, c'è una prospettiva patriarcale e neopatriarcale, e cioè la donna deve stare al suo posto, io mi incivilisco, però insomma sostanzialmente i suoi atti sono atti di fastidio e io devo imparare a contenerli. In questo c'è tutto l'elemento patriarcale, vedi? Che noi dobbiamo imparare a disinnescare. Il problema di fondo qual è? Lo dico a te, lo dico a tutti coloro e a tutte coloro che ci ascoltano, è che queste strategie sono invisibili. Mentre il patriarcato nel Novecento agiva sulle leggi e sostanzialmente marginalizzando la donna in virtù di leggi che non le consentivano di fare certe cose, adesso, come bene ha detto l'avvocata, marginalizza non consentendo una parità economica, non consentendo una parità rappresentativa, non consentendo una parità cognitiva, non consentendo una parità di linguaggio. Per parità cognitiva mi riferisco a un recente tweet di un editore che ha detto: dopo la Ginsburg e la Morante, ditemi quali donne scrittrici valevoli ci sono, il che è abbastanza significativo perché di decenni ne sono passati. Ecco che cos'è il linguaggio, diciamo così, maschile e maschilista che cancella la donna. Detto questo, cioè posto un problema enorme di rappresentazione, non solo durante la pandemia, diciamo trasversalmente alla pandemia, che cosa e come possiamo risolverlo? Perché è evidente che anche la giornata internazionale debba servire a porre in atto strategie. Non fare non serve,
ci serve fare, ci serve modificare, ci serve cambiare. E io credo davvero che serva profondamente far comprendere come la violenza sia intrinseca nelle azioni e nelle reazioni di potere fra individui, fra uomo e donna, che gli stereotipi introiettati di cui tu parlavi sono invisibili alla donna stessa. La donna si sente degenere se si sottrae a un ruolo, se declina le faccende domestiche per occuparsi di se stessa, se magari fa meno attenzione alle fatiche anche di educatrice per occuparsi dei propri interessi e dei propri desideri. Già questo è un elemento fortemente inficiante la soggettività femminile e la libertà femminile. In tal senso è necessario veramente, ciascuno per la sua parte, proporre, istituire non solo momenti del genere assolutamente essenziali, ma anche modalità diverse di racconto, modalità diverse di linguaggio e soprattutto far capire, far portare ad evidenza come anche le donne debbono sottrarsi a una narrazione altrui. Si parla spesso di colpevolizzazione della donna, no? Appunto, mi ha provocato. E spesso le donne stesse hanno talmente introiettato questo meccanismo che lo replicano e lo insegnano magari alle figlie e ai figli senza rendersi conto che condannano loro stesse e le generazioni più giovani a subire le stesse forme di violenza e di marginalità. Quindi io vedo davvero il necessario cambiamento in una molteplicità di funzioni che sono tutte quelle che abbiamo ascoltato oggi. I centri antiviolenza sono essenziali, la tutela legale è essenziale, lavorare sugli uomini violenti è essenziale, ma bisogna che tutto questo sia all'interno di una nuova percezione della realtà, che qualcuno ci faccia vedere come si crea e come si collegano tutte queste forme di violenza. La violenza è un moloch sostanzialmente, come posso dire, compatto. Se noi riusciamo a vederne il disegno, se noi riusciamo a raccontarne il disegno, noi ne sveliamo la trama, ne sveliamo la trappola violenta e a quel punto sarà molto più difficile per le donne e per gli uomini caderci dentro. Grazie. Grazie Eleonora, mi piace che hai sempre questa diciamo positività nell'approccio della cosa giusta, ed era quello che volevamo passare come messaggio, quindi una nuova percezione della realtà. Hai parlato di disinnescare alcuni meccanismi che sono introiettati all'interno dell'essere donna anche purtroppo. Hai usato la parola cambiare, modificare, fare, proporre, istituire, riassumendo un po' tutti gli interventi degli altri relatori. Quindi insomma è quello che davvero vorremmo fare, ed era anche l'obiettivo un po' che avevamo con questa iniziativa. Sono arrivati dei commenti che vorrei mostrare, allora, di Sandra Frigo. Era relativo forse più all'intervento anche del dottor Antonio Romeo. Penso ai figli, c'è un errore, che subiscono le violenze sulle mamme, soprattutto maschi, come saranno da adulti. Credo anche un lavoro di sensibilizzazione dei ragazzi maschi, soprattutto da figure maschili, tipo il dottore che è appena intervenuto. E un altro commento che invece ci arriva da Patrizia Cassetta, grazie intanto. Educare per prevenire ci sta, per l'uomo che è consapevole di atteggiamenti violenti. Parliamo delle pene, dare pochi anni non aiuta, un omicida, uno che toglie la vita, ergastolo. Non so, farei questi commenti, diciamo, li lasciamo un po' così, a meno che non voglia intervenire l'avvocata Marina Infantolino per dare una risposta in quanto legale a chi la pensa così, e sono in tanti effettivamente che la pensano così. Lo rimetto. Sì, se posso. Sì, sei in stream. Ah, ci sono? Allora, tenete presente che innanzitutto le pene ci sono e non sono pene per niente lievi, cioè sono pene importanti,
vengono irrogate, vengono espiate. C'è un sistema anche dal punto di vista penitenziario che oggi impedisce la sospensione dell'esecuzione della pena per i reati di questo genere. No, questa idea buttiamo via la chiave è un'idea, come dire, un po' miope del problema. Tenete presente che poi la sanzione comunque arriva con calma, adesso non funziona così, la pena deve essere comunque proporzionata al fatto, noi non possiamo rinchiudere una persona sine die per dare una pena esemplare, la pena esemplare non può essere data in un paese serio, perché la pena deve essere a parte rieducativa, ma deve essere commisurata al fatto commesso. Diciamo che le pene in questa materia qui sono già molto elevate, ma noi dobbiamo abbandonare l'idea che sparare delle sanzioni risolva il problema. Non è questo. Il problema è che invece, perché se poi nessuno denuncia, io gli posso dare anche la pena di morte, ma insomma il problema è che le pene, che i reati vengano denunciati, che la donna sia messa in condizione di uscire da questa situazione senza dover affrontare un cammino defatigante in maniera esasperata, che ci sia comprensione intorno a lei, che quindi negli uffici a cui lei si rivolge riceva un trattamento adeguato, un'accoglienza adeguata, ma la pena deve essere commisurata al fatto, non può essere una pena sparata, perché questo non è un'idea, come dire, un po', mi consenta, ma è un po' ingenua, insomma, ecco. Quindi non funziona così. Quello che noi dobbiamo fare è semmai rendere più facile la denuncia, perché queste donne possano uscire di casa, ma mi viene da dire anche con degli interventi semplici. Ci sono donne che non escono di casa, leggevo l'altro giorno su un giornale, perché hanno paura di abbandonare gli animali di affezione, nelle case famiglia non accolgono i cani e i gatti e queste non escono di casa per questo motivo. Allora non è che ci serve dargli l'ergastolo, ci serve attrezzare una casa d'accoglienza dove una possa andare con i suoi figli, ci serve comunicare al giudice civile della separazione che questa donna deve uscire di casa, perché noi, come dire, non possiamo partire per scalare una montagna e fermarci al primo ristorante, come diceva una canzone, no? Cioè noi dobbiamo affrontare i problemi nella loro quotidianità, e la donna ha quel problema lì, trovare una casa che l'accoglie, trovare una casa che accolga i suoi figli, che accolga semmai, se serve, anche il cane. Voglio dire, questo è un problema reale, non ci serve affliggere ulteriormente. Poi questi uomini, comunque la pena in Italia per Costituzione, articolo 27,3, è una pena che deve essere rieducativa, non può essere una pena esemplare, perché la pena esemplare non è rieducativa, perché è ingiusta rispetto al fatto commesso. Anche quell'uomo ha dei diritti, insomma, tanto per capirci. Non so se mi sono spiegata. Assolutamente chiarissima, grazie. C'è un altro commento per Eleonora, adesso lo proiettiamo. Eccola qua, Angela Villa arriva da Facebook e ci dice: dobbiamo superare lo stereotipo di donna che è dentro e fuori di noi. Sì, Angela, dobbiamo decostruirlo proprio, dobbiamo capirlo, dobbiamo vederlo, dobbiamo smontarlo e poi dobbiamo metterlo da parte, perché evidentemente tutte noi siamo cresciute a pane e Cenerentola, Nutella e Biancaneve, tutte noi siamo cresciute all'interno di un contesto dove la mascolinità, la virilità, l'essere uomo aveva, diciamo così, una valorizzazione maggiore, ma comportati da uomo è un valore, comportarsi da donna o da donnetta spesso è un disvalore quando non è una regola. Quindi per noi donne è assolutamente importante comprendere i meccanismi che perpetrano la violenza sul corpo delle donne, imparare anche a capire quale e quando c'è violenza, che non è soltanto quella fisica, non è il cazzotto sullo stomaco, quello riusciamo a percepirlo, è violenza verbale, è svalutazione verbale, è l'essere appellate per la strada, è l'essere irrise sui luoghi di lavoro, è l'essere valutate per il proprio aspetto fisico, è l'essere minorizzate nei ruoli professionali, è l'essere sempre riportate a un soggetto in qualche modo meno importante. Questa è la profonda violenza che le donne esperiscono tutti i giorni e che poi dà anche nella sua forma, diciamo così, più estrema e apicale, arma la mano di chi poi commette il femminicidio, perché lo fa su un essere sostanzialmente che gli hanno insegnato a essere meno valevole. Quindi noi per prime, visto che le abbiamo introiettate, dobbiamo assumerci la dolente responsabilità
non soltanto di emanciparci, no? Dai nostri stereotipi introiettati, ma in qualche modo anche quella di far capire agli uomini che la violenza, e non solo fisica, è un problema loro e che se la debbono risolvere. E che quindi noi, anche perché investire le energie su di noi ci serve, non dobbiamo sempre necessariamente educare gli uomini, hanno gli strumenti per educarsi anche un poco da loro. Sicuramente però su bambini e bambine la scuola, la famiglia, gli esempi fanno moltissimo e noi donne dobbiamo davvero comprendere come rinforzarci, come sottrarci da tutte le nostre paure, timidezze, presunte incapacità, perché obiettivamente, e lo dico davvero, soprattutto perché la pandemia ha rivelato la fragilità del sistema maschilista patriarcale, ne ha rivelato l'inefficienza, soprattutto perché questo è il momento davvero che le donne prendano le redini del paese e cambino loro stesse e io credo, ma ne sono convinta, anche il mondo. Grazie Leonora, e adesso aggiungerei allo stream la nostra Ottavia Piccolo. Grazie. Buongiorno. Continuo a dire grazie perché effettivamente è quello che mi sento di dire. Grazie a voi. Grazie a voi. Se posso dire, è stata un'oretta veramente importante. Intanto perché io ormai sono di un'altra generazione, vedere delle donne giovani come voi, a parte il dottor Antonio che non è giovane, non è donna soprattutto, no, mi ha fatto veramente molto piacere, ho sentito delle cose bellissime, per esempio l'avvocata Marina che diceva questa cosa bellissima: più soldi, meno mazzate. Mi sembra veramente una cosa che arriva con una precisione, con una perfezione, sembra una stupidaggine, ma invece è proprio una cosa perfetta. Allora, io avevo pensato di leggervi un pezzo di un testo che è Donna non rieducabile, di Stefano Massini, che parla della giornalista Anna Politkovskaja, della sua uccisione, però poi ci ho ripensato e grazie a Maila e alle altre compagne mi sono fatta rimandare, perché il mio libro sta infilato da qualche parte, sto facendo un trasloco dello studio, non lo trovo più, il libro di Serena Dandini, Ferite a morte, e volevo leggervi un pezzetto di questo perché veramente secondo me è importante. Intanto l'esergo è: le donne sorreggono l'altra metà del cielo. Noi, Mao Zedong, noi siamo sempre stati di sinistra. Mio nonno era partigiano e ha conosciuto i fratelli Cervi. Mia suocera l'hanno deportata nei campi di concentramento insieme ai genitori proprio durante l'ultimo rastrellamento. Ancora 2 giorni e ce l'avrebbe fatta. Ma il confine tra dannazione e salvezza è una linea così sottile che anch'io me la sono persa. Mi potevo salvare. Chi se l'aspettava che sarebbe andata a finire così? Insieme le abbiamo fatte tutte le battaglie, io e il Mario, intendo, il mio compagno. Tutte le lotte, quelle giuste, il divorzio, l'aborto, il referendum. Ci siamo fatti i picchetti contro la chiusura della fabbrica, anche sotto la neve. E io sono molto freddolosa, ma la passione politica, si sa, scalda il cuore. Scendevamo in piazza convinti e contenti. La violenza vera sono fame e guerra, portate dai potenti della terra. Ma poi a casa c'era sempre qualcosa che non andava. Non eravamo sposati, ma il Mario mi menava proprio come fossi sua moglie. Avevamo scelto la convivenza e la libertà, la sua di libertà, perché la mia strada era stretta e piena di ostacoli. Chissà se Nilde e Palmiro dentro le mura di casa lo applicavano questo comunismo della Guardia Rossa che parte alla riscossa. Noi, anche se avevamo il ritratto di Togliatti sul comò, sembravamo uguali a quegli altri, i nostri vicini di cascina. Pure lui sempre a urlare, a comandare a bacchetta la Teresa.
ma almeno sul comò avevano il ritratto di Mussolini. C'era un senso. Io e la Teresa non eravamo amiche, ci incontravamo all'Alimentari senza dirci niente, ma ci lanciavamo certi sguardi carichi che dicevano tutto. La Teresa è scappata col cognato. Io sono rimasta. Quella sera in cucina mi ha schiacciato contro il frigo aperto che sentivo i brividi di freddo e di paura. Mi ero scordata le birre nel cassetto dei surgelati e sono scoppiate tutte. Mi ci ha ficcato la testa per farmele vedere bene. Lo diceva sempre che le cose andavano fatte a mestiere, come voleva lui, e io non ero mai all'altezza delle sue aspettative. Avevo pure lasciato il lavoro per accontentarlo, ma non bastava mai. Ero un incapace, diceva, una pasticciona. Lui invece era ordinato e preciso. Mi ha segato con cura a piccoli pezzi, precisi, tutti uguali, e mi ha nascosto nel congelatore, in cantina. Non ho più fatto in tempo a fare la rivoluzione. Io che ho sempre avuto freddo sin da quando ero piccola, finalmente non sentivo più niente. Ve lo giuro sul Partito Comunista, quello di prima naturalmente. Ecco, questo è un pezzo che ha scritto Serena Dandini prendendo testimonianze in giro per l'Italia di donne, ed è un libro molto bello, ve lo consiglio, Ferite a morte. Ecco, che dire, una giornata importante, non ci dobbiamo dimenticare, ha detto benissimo Eleonora, dipende da noi, gli uomini se la vedano con loro stessi. Pronti? Ci siamo? Sì, no, scusate. No, che paura, perché sai, io sono veramente pessima, ogni tanto non capisco come funzionano queste cose. Quindi ecco, dipende da noi. Sì, la cultura è importante, ma soprattutto è importante che noi donne ci facciamo carico di questa battaglia che non deve finire, non può finire. Splendida, terribile chiusura di Ottavia Piccolo, ancora grazie. Grazie Antonella, grazie a tutte voi e a presto. Ringraziamo tutti quanti. Eccoci tutti assieme. Esatto, volevo mettervi tutti assieme. Mi sembra ci siate tutti, sì. E tutte, soprattutto tutte. Brava, allora vedi che hai proiettato. Sì. Maila, fra i messaggi che sono arrivati, e secondo me potrebbe essere, bravissimo, potrebbe essere proprio la frase con cui chiudere, perché credo che tutti i relatori bene o male ci hanno detto una cosa: la donna, una volta che trova il coraggio di uscire dalla situazione di violenza, che non è necessariamente quella subito fisica, però capire anche che ci sono dei segnali che la portano poi a vivere in una situazione di disagio. Ecco, credo che questo avere coraggio e spaventare ciò che ti spaventa sia un bellissimo messaggio di positività e di forza, e io ringrazio la Anna Padovese che evidentemente ci ha seguito. Grazie a tutti, a tutte, soprattutto. Silvia, vuoi dire qualcosa anche tu? No, direi che mi aggiungo al ringraziamento per i nostri relatori, che veramente ci hanno tutti regalato degli interventi molto preziosi, che ecco, spero anche che a me personalmente hanno, diciamo, sì, acceso un po' una riflessione anche diciamo un po' diversa, un po' anche con degli spunti nuovi sul tema, e quindi spero che chi ci ha ascoltato, ecco, abbia vissuto la stessa esperienza. Buona giornata, buon 25 novembre. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao a tutti. Io devo andare. Ciao Ottavia.